speranza di una vita migliore è più forte di qualsiasi sentimento. Quando qualcuno emigra pensa al paese dove condurrà una vita, pensa al paese dove forse morirà. Ma noi oggi vi racconteremo una storia diversa, quella degli emigranti di Sernaglia della Battaglia e del loro legame eterno con la terra natia. Benvenuti, ci troviamo a Sernaglia della Battaglia sotto al gigante Titano e ci accoglie il vice sindaco Eleonora Antoniazzo. Buongiorno Eleonora. Buongiorno, ben arrivati a Sernaglia. Grazie. Sernaglia, terra di storia, importantissimo e crocevia di grandi eventi. Sì, Sernaglia della Battaglia è un territorio che è stato molto importante sia per la storia veneta che anche per la storia nazionale. Per la storia veneta perché avendo la vicinanza del fiume Piave è stato un punto di attracco perché il porto di Falzè accoglieva le zattere che scendevano dal Cadore per trasportare il legno a Venezia. Con la Grande Guerra è stato il Piave che ha fermato il nemico e ha contribuito poi all'ultima battaglia finale per la liberazione del territorio. È il 1945, finisce la guerra, l'Italia è un paese distrutto che ha bisogno di rinascere, naturalmente anche Sernaglia della Battaglia. Sì, è un paese dove appunto la fame e la necessità di trovare lavoro ha portato il 70% della popolazione ad emigrare. La corriera che portava gli emigranti partiva proprio da questo punto della piazza, dove di fronte avevamo l'osteria di Giocondo Pilonetto che accoglieva e rallegrava il rientro di queste popolazioni che avevano necessità di rivedere famiglia e casa. E proprio da qui, da questo crocevia, parte una storia meravigliosa che noi adesso vi racconteremo. Entriamo nella vecchia osteria. Certo. Giocondo Pilonetto nasce qui, a Sernaglia della Battaglia, nel 1910. Quartogenito di 6 figli, all'età di 3 anni muore la mamma. Dimostra fin da giovane un carattere ribelle, sabotando le rotaie del treno e tagliando i cavi del telefono, che viene perfino minacciato a morte. Buongiorno Silmava. Buongiorno Ida, benvenuta a casa mia. Grazie. Piacere. Chi era il papà? Il papà, sono di parte, è difficile anche raccontarlo. Personaggio poliedrico. Da dove nasce il suo amore per la poesia? Da sempre, credo. Nell'anno 35-36 all'incirca una grande svolta. Chi conosce? Conosce Andrea Zanzotto? Lui era adolescente a quell'epoca perché aveva 15 anni e si conobbero, poi si frequentarono parecchio, soprattutto frequentava casa sua, casa del padre, eccetera. Chi era Andrea Zanzotto? Lo diciamo ai nostri telespettatori. Zanzotto era un grande poeta, è stato un grande poeta. Uno dei massimi poeti del Novecento. E lui resta affascinato da questa persona e diventano anche grandi amici. Sì, difatti grandi amici. Infatti questo accadde che lui mostrava i primi testi poetici a mio papà. Perché mio papà aveva fatto il classico, a me invece aveva fatto i magistrali. Personaggio poliedrico, lo si capisce anche dal suo nome, Silmava. Sì, perché lui amava non solo l'arte, la poesia, ma anche il teatro.
Tante sono le raccolte. Pittura, amava varie arti, tutte le arti in pratica. È stata pubblicata un'antologia postuma di questa raccolta perché ultimamente lui voleva raccogliere e revisionare i suoi testi. Purtroppo lui si ammalò e non riuscì a completare quello che voleva. È il 1948 e nasce questa antica osteria, teatro di tanti incontri con personaggi anche importanti, tipo Andrea Zanzotto, Giulio Bedeschi, Diego Valeri, Giovanni Comisso, Giuseppe Berto e tanti altri. si parla di tante cose, si fanno anche tanti progetti, uno in particolare, sì, perché qui, proprio in questa antica osteria, nasce il carro mascherato, nasce il carnevale. Sì, signori, il carnevale parte proprio da questo tavolo qui. Come? Quando il papà venne eletto sindaco, siccome la festa del patrono era il giorno 14, il giorno di San Valentino, ed era il giorno che gli immigranti partivano. Perciò, prima di partire, decise di creare questo carro, ma prese lo spunto da che cosa? Perché i tedeschi avevano abbandonato 3 barche sul piane. E quindi decidono di prendere questa barca e di creare la nave corsara, il primo carro allegorico. Esattamente. Ed ebbe un grande successo. Ma abbiamo anche un altro primato che parte sempre da questa antica osteria che riguarda i nostri carissimi emigranti. O emigrante dalle mani sante, che hai marcito il tuo pane per il pane dei tuoi bimbi lontani. Non è giunta stasera sul tetto dell'autocorriera la tua vecchia valigia, ma una corona di fiori. Ancor tu sei caduto, che il volto non avevi dalla morte segnato, tu, dalla fronte acerba. Quando gli emigranti di Sernaglia della Battaglia tornavano, si ritrovavano proprio qui, in questa osteria, si sedevano in convivialità su questi tavoli. Loro si bevevano la loro ombra e poi parlavano delle loro cose. La gran parte dei nostri emigranti andava e veniva, era un'emigrazione stagionale, quindi d'inverno lo passavano in casa. A un certo momento, all'inizio degli anni 50, se non ricordo male il 51, la notizia che un loro compagno di lavoro era rimasto morto e si cercava di raggranellare qualcosa per portarlo a casa, per fargli il funerale nella sua terra. E lì cominciarono a pensare che bisognava fare così anche per tutti gli altri. Quindi creare un fondo comune per riportare le salme qui in terra a Sernaglia della Battaglia, perché sì, la loro vita era all'estero, ma il loro cuore voleva rimanere qui per sempre. Passano poco più di 15 anni, nel 1967 la comunità costruisce questo monumento agli emigranti, sì, unico nel suo genere e nel mondo. Una cosa straordinaria. Andiamo a vederlo? Andiamo subito a vederlo. Alla nostra gente sparsa per il mondo come il grano. E questo è il simbolo di questo monumento che nel 1967 la comunità immigrante di Sernaglia ha voluto dare al paese a ricordo di tutti gli abitanti che se ne sono andati. Un monumento particolare che rappresenta un mondo. Che rappresenta un mondo su cui si sta inoltrando l'emigrante. Chi l'ha fatto, Eugenio Villanova, è stato anche lui un emigrante. Era un battiferro. Sotto questa calotta davvero c'è il mondo. Sì, perché qui rappresenta la superficie del globo, ma per il globo gli emigranti di Sernaglia sono andati e qui sotto ci sono 167 manciate di terra che sono venute da tutti i paesi in cui gli abitanti di Sernaglia sono andati.
5 continenti, 167 paesi, un'infinità. Dal 1946 al 2025 sono quasi 80 anni di carnevale, lo sentiamo alle nostre spalle, Eleonora. Sì, sono 80 anni di carnevale che si sono ripetuti dal 1946 ogni anno con la collaborazione degli emigranti al rientro dai loro viaggi di lavoro. Importante anche il ruolo naturalmente della Proloco. Assolutamente fondamentale, perché l'organizzatore negli ultimi anni di queste attività è la Proloco di Sernaglia. Carri che arrivano da diversi paesi. Da diversi paesi che sfilano appunto nelle strade di Sernaglia assieme ai carri costruiti dall'asilo e dalla Festeggiamenti Sernaglia, che è il comitato che crea il carro specifico di Sernaglia. Allora non ci resta che salutarvi tra storie e divertimento, lasciandovi con il ricordo delle immagini del carnevale di Sernaglia, della battaglia. Alla prossima! Sono come i sogni, si divertiscono e crescono. Ciao a tutti, gruppo Festeggiamenti, il momento dell'oscurità e poi le stelle